Testimone oculare Carlo Onorini, parroco di Casso, che quella notte vede i santi, le Madonne, l'aurora boreale tutto insieme, perché quando si rompono le linee dell'alta tensione, il parroco dice: ho visto i lampi di tutti i colori del mondo e ho visto i boschi. È un uomo ancora più giovane, un cretino, e ha sentito quel rumore, che ha sentito anche quelli che non hanno visto. Tutti quelli di Erto hanno detto: il rumore, non provare a raccontarlo, non si può fare. Sono migliaia di aerei che volano vicino al tuo orecchio. È un rombo spaventoso. Nel buio quel rombo non promette niente di buono. Il rumore finisce dentro un frastuono ancora più alto. La montagna si schianta contro la sponda opposta. C'è un frammento della costa del Doc, si chiama Colle Isolato. È al centro fra le due frane. Alla fine del fenomeno quel colle si troverà 150 metri più in alto di dove è partito, perché l'onda ha fatto un movimento circolare. Lì la valle era piena d'acqua. L'acqua sale, una colonna. L'acqua non ci sta più e la colonna è alta 450 metri. Arriva su una volta e mezza il paese di Casso. Quella che piomba giù, le maestre racconteranno che dormivano nel sottotetto della scuola, non son morte né ferite, venivano giù sassi spaventose. E a Casso non muore nessuno. L'onda si divide in due e spazza le frazioni di Erto, quelle basse. Il giorno dopo, nella valle di Erto e Casso, è un'alba livida. Arrivano gli elicotteri, portano via la gente. L'altra mezza onda va giù, passa sopra la diga, sono 25 milioni di cubi. Raschiano la gola del Vajont, ci mettono 2 minuti ad arrivare in fondo. A Longarone c'è la gente, tanta. Longarone è chiamata la piccola Milano. A Longarone c'è la partita quella sera. È mercoledì di Coppa. Quella sera i bar sono pieni e va via la luce. Sarà un temporale, c'è sto rumore forte. Ma è sereno e si vedono i lampi sopra la diga del Vajont. Sono le 22:41. 2 minuti impiega l'acqua a far la gola del Vajont. Non è notte fonda, è sera tardi. La partita è ancora in corso, ma qualcuno è già a letto. Si sveglia, esce in strada, non c'è niente. È tutto buio il paese. E poi arriva il vento. Strano sto vento. Vi è mai capitato di sentire la prima raffica di vento? Prima niente, poi arriva la raffica. Ma poi di solito finisce. E se non finisce? E se aumenta? Allora non è vento. E se porta puzza di marcio? E il rumore che aumenta? E il vento che aumenta? Quella è la diga. Dove vai? Dipende da quello vicino se sei a un posto più in alto di dove arriva lei, che quando esce dalla gola, prima dell'acqua, è l'aria. Come fai a contare i morti se la maggior parte dei corpi sono stati distrutti da un fallout nucleare? Il colpo di vento a Longarone ha l'energia di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Non ci sono più i corpi, sono molecole. Litighi per avere qualcosa in una bara. Se non hai niente, La metti giù vuota. Dopo il vento arriva l'acqua. Formerà un buco profondo 80 metri nel Piave, dove cade la cascata, un lago. Lì l'onda si divide in due. Porta i sassi a mitragliare le case davanti, a rincorrere quelli che stanno correndo in salita per salvarsi. A Ponte delle Alpi l'onda è alta 12 metri, a Belluno 10 metri. Arriva a Ponte della Priula laggiù in fondo, è ancora alta 6 metri. Scaglia animali e umani sui rami degli alberi, lungo le spoglie. Il più grande funerale, dopo Caporetto, che mai abbia attraversato questa terra.